C'è stata una reazione da parte di Savoia? Non penso, perché la scritta non è manco molto offensiva, perché alcuni l'hanno tradotto come genia de porcos, ma non è così, la scritta ha un altro significato, è zenia de porcos, cioè che in sardo significa simili ai porci, ai maiali, per il puzzo, era una risposta diretta all'offesa che aveva fatto al popolo sardo. Qual è stata la reazione delle persone? Le persone hanno manifestato solidarietà, ma in parecchi, anche gente che non la pensa come me, perché la forte emozione suscitata dall'offesa verso il popolo sardo insomma, ha creato un momento di autoidentificazione della collettività sarda e quindi di difesa della collettività sarda. E poi i Savoia hanno poco anche da dire verso i sardi, del resto loro sono stati trasformati da un ducato come erano in re, lo si deve alla Sardegna, cioè lo si deve al fatto che gli è stata data la corona della Sardegna, immeritatamente, perché noi di questi ricordiamo soltanto le teste dei patrioti sardi attaccate alle ceste all'entrata di Sassari per la visita della regina madre, e tutte le forche che hanno innalzato nei nostri paesi per punire e uccidere i patrioti sardi che si erano ribellati. Lei lo rifarebbe oggi? Certo che lo rifarei, perché questo è il mio dovere. Io sono un ribelle, un resistente sardo, la mia nazione è questa, è la Sardegna, e penso che oggi l'Italia sia qui come ultimo dominatore. Non penso che l'equazione della storia della Sardegna si sia sviluppata per arrivare all'italianità. Qui siamo italiani da 150 anni e siamo stati spagnoli, e siamo stati aragonesi, siamo stati romani per molti più anni. Prima o poi anche il libro, il tratto di storia intitolato Sardegna italiana verrà rimesso nello scaffale, sarà una fase della storia del nostro popolo. Sicuramente noi non siamo nati e abbiamo costruito i nuraghi, fuso i bronzetti per arrivare poi a diventare italiani. Noi siamo stati sardi e continueremo ad essere sardi. Ci sarà qualcuno che ci imporrà nazionalità diverse, lingue e culture diverse, ma noi resisteremo anche agli italiani.